faccia, nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, il vuoto di memoria propal proprio no. Siamo a un giorno dalla celebrazione del giorno della memoria, la celebrazione dell'Olocausto, della Shoah, di quel marchingegno sterminatore umano, perché costruito da uomini contro altri uomini ridotti a cose, in quanto colpevoli ontologicamente di essere qualcosa, ebrei, dissidenti, omosessuali, non ariani e via dicendo. Nella fattispecie milioni e milioni di ebrei morirono sotto quella macchina della morte eretta a pratica sistematica quotidiana. Ebbene, a un giorno dalla celebrazione della giornata della memoria è inaccettabile il tentativo, documentato in modo dettagliato oggi sul giornale, di invasione della retorica pro-pal, cioè vogliono trascinare Gaza, sapete com'è questo bisillabo che racchiude tutte le ossessioni della sinistra antagonista, che ormai però coincide con la sinistra tout court, cioè tra il linguaggio del PD schlein-izzato e quello degli estremisti pro-pal che invadono piazze e università, al massimo una questione di sfumature. Ma per tutti costoro Gaza è il centro di ogni universo possibile, il baricentro delle loro ossessioni, il lavacro della loro coscienza, il luogo in cui si concentrano tutti i drammi di tutte le umanità in ogni luogo. E c'è allora un preciso tentativo di inondare queste ore, la giornata di domani, con iniziative, proteste, retorica pro-Palestina contro il genocidio e contro il sionismo. Capite che è un tentativo di taroccamento storico e morale che in realtà è un capovolgimento inaccettabile. A Roma, ci racconta il giornale, i collettivi Osa e Cambiare Rotta hanno annunciato sit-in e presidi per la Palestina e contro il sionismo nella giornata della memoria, lanciando una giornata di agitazione nazionale nelle scuole e nelle università con lo slogan: ieri i comunisti liberarono Auschwitz, oggi lottiamo per liberarci da sionismo e imperialismo. È assolutamente vero che Auschwitz fu liberata dall'Armata Rossa, mentre altri lager furono liberati dagli alleati, Mauthausen e molti altri. La lievissima differenza, notiamo giusto per inciso, tra i territori liberati dall'Armata Rossa e quelli liberati dagli alleati è che i primi piombarono da un incubo totalitario all'altro. Caddero sotto un'oppressione di segno opposto, passarono dal totalitarismo nazista a quello comunista e sovietico. I territori liberati dagli alleati, con tutte poi le imperfezioni di questa, godranno di quella quisquiglia che si chiama libertà. Ma al di là di questo, nella giornata della memoria, questi galantuomini lanciano la battaglia contro il sionismo e l'imperialismo. E capite che queste parole d'ordine sarebbero assai piaciute più ai carnefici di allora che alle vittime di allora, proprio facendo un'analisi letterale di questo delirio. C'è poi un'iniziativa a Cesena dove AUS ha presentato la solita mozione per concedere la solita cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, mozione che verrà discussa il 29 gennaio. Il testo però è molto interessante, perché ovviamente la mozione vuole dare questo riconoscimento per la lotta contro il genocidio in atto che si realizza in un contesto statuale pienamente inserito nel sistema economico e politico occidentale. C'è una mozione dichiaratamente contro lo Stato degli ebrei, senza, come dire, ipocrisie o infingimenti. Bisogna dare la cittadinanza all'albanese perché si oppone al genocidio che non esiste, ed è doppiamente offensivo scomodare questo termine nelle ore in cui si celebra il genocidio per eccellenza, il genocidio nazista. Si oppone al genocidio contro lo Stato degli ebrei, cioè proprio di coloro che furono oggetti del genocidio di allora. Capite che è un cortocircuito storico devastante che vogliono far passare come normalità.
vogliono far passare come normalità che nel giorno della memoria i temi siano Gaza e il genocidio, l'imperialismo e le politiche guerrafondaie portate avanti dallo Stato degli ebrei. Capite che veramente sembra una surreale, insperata, offensiva rivincita di coloro che per fortuna nel 1945 persero. E no, noi non ci stiamo a questo capovolgimento inaccettabile. Il vuoto di memoria pro Pal, no. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.